Quante sono le cordate interessate all'Acragas? Sembra diventato quasi un quiz. Vi è comunque in corso una trattativa tra Silvio Alessi e qualcuno che vorrebbe seriamente entrare in società. Ma come abbiamo detto nei giorni scorsi, l'Acragas, prima ancora che badare alle cordate, deve affrettarsi per far fronte alle scadenze imminenti, a cominciare da quella del 30 giugno, che riguarda l'iscrizione al prossimo campionato. Certo, quello che riguarda la nuova società è un argomento che tiene in apprensione la tifoseria. È chiaro che Agrigento non può perdere ciò che ha conquistato poche settimane fa. Intanto sembra quasi fatta per Pino Rigoli, che potrebbe diventare l'allenatore della Sicula Leonzio. Mancherebbe poco, infatti, alla firma del relativo contratto.